all'entrare. Accomodatevi. Ah, tu eri, il meglio pescatore di Messina. Avvocato, a Bussia ci buttai una ricca risci, frisco, stamattina buttai. Si sente, il profumo del mare si sente. Nina, Nina, ma perché ti sei disturbato? Non c'era bisogno. Avvocato, avete chiamato? Sì, guarda che fai, porta questo pesce in cucina, puliscilo bene e ce lo prepari questa sera con un filo d'olio e una goccia di limone. Pure alla mia signora ci piace così. Ma siediti. Mi dovevi dire qualche cosa? Avvocato, dopo tutta la volta, a mia mi dessero sta carta e mi dissero che mi avevano dato a casa. Ma passarono 10 anni del terremoto e ancora non mi hanno dato niente. Questo è un atto di esproprio del capanno. C'è anche scritto che ti devono assegnare un alloggio. Ma mi pare di capire però che l'assegnazione è subordinata all'esproprio. Hai capito? Il capanno te l'hanno espropriato. Un capanno, Toluvano! No, avvocato, che se me lo avevano capanno, io non andavo a dormire. Sono chitto io ho una casa alla via. Ma il terremoto è vicinario. Ma tu presentasti domanda per avere una casa in sostituzione di quella che è caduta? No, io niente feci. Sta carta mi dessero e mi dissero di non fare niente. Tempo 15 giorni mi dissero. Ma benedetto uomo, nemmeno la domanda presentasti. Probabilmente hanno apportato una variante al piano di ricostruzione per cui non ricostruiranno più laddove in atto sta il tuo capanno. Quindi quest'atto d'esproprio è nullo. Ma non avendo tu presentato domanda per ottenere un alloggio in sostituzione di quello caduto con il terremoto, tu procuri d'amici. Ecco. Avvocato, ma guarda domanda! Niente mi dissero e io niente feci. E ora, dopo 10 anni, ne esce fuori sto piano, a variante, a domanda. Avvocato, io ho una casa alla via e una casa voglio. Io ho fatto solo un'ipotesi, non conosco le carte. Certo, tu una casa l'avevi e quindi il diritto ad averne un'altra ce l'hai. Ma tu la sai com'è la burocrazia. Vedi, caro mio, Mattia, non ti sembri un avvocato. Per te ci vuole l'aiuto di una persona potente, influente, e vedrai che la tua cosa si risolve.